Sabato 22 gennaio 2022 vi parlo dal Centro Espositivo Berti di Sesto Fiorentino, dove si è conclusa a pochi minuti l'inaugurazione di una mostra purtroppo di breve durata, e quindi ne parliamo ai nostri telespettatori di Incontri con l'Arte a battenti già chiusi, però la documentiamo con questo nostro servizio. Ovviamente chi vorrà vederla o rivedere le opere potrà prendere contatti con il suo autore, cioè Paolo Graziani, l'artista sestese che da anni, tantissimi anni noi seguiamo. C'è stata una breve pausa per motivi di salute, ma con questa mostra importante dal titolo L'amore è forte come la morte, Paolo si ripresenta in un luogo espositivo d'eccellenza della nostra regione con una serie di incisioni, una parte delle quali dedicate proprio al tema che dà il titolo alla mostra, e vorrei che ne parlasse direttamente ai nostri telespettatori Paolo Graziani. Ho dedicato tanto tempo al Cantico dei Cantici, ho fatto delle incisioni fino dagli anni 70 e 80. Attualmente questa mostra, ispirata dal Cantico dei Cantici, è un po' più regolare e anche, diciamo, veritiera rispetto allo scritto e alla poesia del Cantico dei Cantici, perché ho seguito una pubblicazione importante di Gianfranco Rabasi, che spiega diffusamente per oltre 1000 pagine il discorso del Cantico dei Cantici, la sua storia e tutto, e quindi ho seguito passo passo questa descrizione e questa esegesi del Cantico dei Cantici, che fa parte, come sappiamo, della Bibbia. E così sono nate queste 12 opere che sono proprio ispirate dal Cantico dei Cantici. Paolo, artisticamente tu sei sempre stato un artista legatissimo all'arte sacra, possiamo dire ne sei una delle espressioni più alte dell'arte contemporanea italiana. Perché hai sentito a un certo punto il bisogno di scrivere un libro dal titolo Il declino dell'arte sacra nel nostro tempo? Dunque, ho deciso perché, avendo io fatto un'esperienza per oltre 30 anni nel lavoro dell'affresco in varie chiese della Toscana, e vedendo attualmente, cioè sto parlando del 2013, la Biennale, del 2015 sempre la Biennale, e nel 2018 sono rimasto diciamo sconvolto, perché non si parla, cioè si parla di arte sacra, ma in realtà di arte sacra non c'è, dal mio punto di vista, assolutamente niente. Quindi ho parlato sul libro, ho cercato di spiegare come si possa essere arrivati a questo punto, visto che si è passato secoli, dopo il Rinascimento e prima del Rinascimento, con lavori eccezionali da un punto di vista formale, non c'è niente da dire da questo punto di vista, però piano piano nei secoli siamo, da questo punto di vista di arte sacra, siamo andati praticamente ad azzerare, dal mio punto di vista. E quindi era inevitabile mettere giù, non essendo in realtà uno scrittore, questo libretto che cerca di spiegare come possa essere successo. Praticamente ho messo come separazione logica, insomma, di periodi Cennino Cennini, che è praticamente un artista ma è anche stato scrittore, ha scritto il libro dell'arte alla fine del 300, primi del 400. Ecco, io ho preso praticamente questo punto come svolta che indica la separazione tra l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente, che è avvenuta in questo periodo, anzi prima, nel 1100 così all'incirca.
In sostanza questo è un po' l'elemento che mi ha stimolato a scrivere queste cose, non altro, ecco. Durante il vernissage Stefano Rolle, editore di Apice Libri, ha presentato non solo i 2 libri che oggi e domani nel corso della esposizione saranno distribuiti al pubblico, ma anche del rapporto della contemporaneità con l'arte sacra, che vede questo declino, come ha ben scritto nel libro Paolo Graziani. Sì, io ho pubblicato volentieri questo libro appunto di Paolo Graziani sul declino dell'arte sacra, pur non essendo certo un esperto della materia, però sono stato soddisfatto perché oltre appunto alle tesi dell'autore poi abbiamo anche una lunga prefazione, insomma, autorevole, dove si prendono posizioni anche diverse, insomma, da quelle di Graziani, e quindi abbiamo dei punti di vista differenti, cosa che serve anche a stimolare il dibattito sull'arte sacra, che è stato particolarmente vivo durante lo scorso decennio, grazie anche alle Biennali di Venezia a cui ha partecipato il Vaticano. Ora i momenti sono altri, si parla di altre cose, ma si spera, insomma, prima o poi di poter tornare a parlare di queste cose. Tra l'altro poi in qualche modo il Covid e tutto quello che ne consegue ci riporta anche a quelle che sono le radici cristiane dell'Europa, che sembrano in buona parte scomparse in questo imbarbarimento, diciamo, sociale a cui stiamo assistendo. Io, insomma, facendo parte del volontariato sociale, insomma, me ne rendo particolarmente conto, però abbiamo la fortuna che ci sono ancora tante persone di buona volontà, come ad esempio coloro che hanno reso possibile questa mostra, le varie associazioni, gallerie d'arte. Quindi se ci mettiamo insieme, insomma, ancora con un po' di, appunto, come dicevo, di buona volontà, le cose riusciamo a farle, e anche ad aprire dei piccoli dibattiti, voglio dire, che non sono magari fondamentali, però dove ognuno può dire la propria impressione anche su quello che poi è qualcosa in cui siamo cresciuti, no? Come diceva Croce, è impossibile non definirsi cristiani, lo siamo tutti, voglio, fin da bambini abbiamo frequentato chiese e musei di questa nostra nazione, regione ricchissima di opere d'arte, e quindi la riflessione anche sul loro significato ci viene quasi spontaneo chiedersela. Ecco, oggi è stata un'occasione, ecco, per poterne parlare anche dell'attività professionale dell'autore. Poi ha intervenuto Francesco Mariani, che, insomma, che è uno dei principali artisti produttori di vetrate nelle chiese in Italia, quindi è stata un'iniziativa, ecco, sicuramente interessante, simpatica, e speriamo che questo libro possa avere un po' di diffusione insieme al catalogo anche della mostra. Durante la presentazione al pubblico della mostra e del libro è intervenuto anche Francesco Mariani, presidente del Circolo di Colonnata, dove insiste all'interno il gruppo La Soffitta. Oggi è qua, però non solo in veste di presidente del gruppo degli artisti della Soffitta, ma come vetraista di vetrate d'arte. Infatti la sua azienda lavora a livello nazionale e internazionale proprio in questa antica lavorazione, della quale si sta piano piano nel corso degli anni perdendo un po' la traccia, perché i giovani si applicano molto raramente a questa antica tecnica, preferendo ovviamente delle discipline più moderne, più contemporanee. E quindi vorrei chiedere a Francesco Mariani di parlare, come ha fatto poco fa, in maniera sintetica ovviamente, del suo lavoro e quali sono le difficoltà che questa antica lavorazione artigiana troverà negli anni prossimi. Sì, grazie dottor Borghini di avermi fatto questa domanda. Io sono qui su invito di Paolo Graziani e dell'editore Apice Libri, che ringrazio apertamente, e mi sono adeguato un po' all'invito e ho partecipato a questa discussione proprio per condividere un po' con tutti loro e con tutti i cittadini che hanno partecipato e le persone presenti stasera qui allo spazio espositivo Antonio Berti, dove ci troviamo, proprio per porre l'attenzione sul discorso della religiosità e della parte ecclesiastica, come la possiamo affrontare. Io rappresento un'azienda che, come diceva il dottor Borghini, fa esclusivamente vetrate artistiche, quindi un settore completamente diverso da quello di stasera qui presente, perché ci troviamo qui alla rappresentazione di opere d'arte a livello grafico.
La mia azienda ve lo fa a livello internazionale e nazionale a livello di vetrai e infatti la sezione delle vetrate è proprio collocata nell'arte sacra all'interno degli edifici religiosi delle chiese, ma fino dal 400 è avvenuto questa cosa. Oggi si tende anche, e la discussione è andata proprio in questa direzione, a rappresentare anche aspetti ultramoderni, quindi anche noi nell'arte sacra interveniamo con raffigurazioni proprio prettamente religiose, quindi come si faceva nel 400, come figurative, e per arrivare al XX secolo a fare anche cose ultramoderne. Quindi la rappresentazione religiosa è anche una croce stilizzata. Io finisco qui perché non mi voglio prolungare oltre e vi invito proprio a riflettere su questo aspetto. Grazie. Mi baci coi baci della sua bocca. Sì, più soavi del vino sono i tuoi amori. Soavi per fragranza sono i tuoi profumi. Profumo olezzante è il tuo nome. Per questo di te si innamorano le ragazze. Attirami a te. Corriamo. Il re mi introduca nella sua alcova per gioire e far festa con te, per assaporare i tuoi amori più del vino. Ha ragione, di te ci si innamora.